Buonasera a tutti ragazzi, aggiornamento ancora per l'Albania. Ancora oggi ragazzi c'è stata una scossa di magnitudo 5.2 alle ore 16 di oggi a 42 km da Tirana che è la capitale. Secondo il centro sismologico al largo di Durazzo ed ipocentro a una profondità di 12,6 km, quindi più o meno 13 km. Diciamo che in seguito a questa scossa il Ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni sono momentaneamente sospese. Quindi diciamo che ecco qui perché sto traducendo ragazzi, quindi il terremoto di ieri ragazzi, ciao Daniela, ha sollevato ragazzi il suolo, ciao Diego, di circa 10 centimetri, quindi vicino a Durazzo il suolo si è alzato ragazzi di 10 centimetri. Lo hanno visto dalle immagini radar riprese dai satelliti, quindi del programma europeo Copernicus. Quindi diciamo c'è stata questa deformazione della Terra, diciamo che si è alzata di 10 centimetri, diciamo il mantello della Terra, quindi è stata acquisita dal satellite, quindi io guarda avvocato volevo trovare qualcosa di sì sì l'ho visto sì sì l'ho detto già prima quello in Grecia sì sì a Creta. Allora ragazzi, sono aumentate le vittime, in effetti sono salite a 31 le vittime. Ciao Maria, e diciamo, i feriti stanno a 750, quindi sta salendo ancora il bilancio, anche se stanno ancora scavando ragazzi, quindi non è che è terminata, quindi ci stanno ancora un sacco di... Ciao Alfonso, diciamo che stanno ancora scavando ragazzi, speriamo che fanno presto perché... No, 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 in Grecia no perché è stato molto profondo, quindi 67 km, quindi no, no. Diciamo che adesso diciamo, stanno scavando ancora sperando che riescono per domani perché domani porta maltempo forte in Albania, quindi speriamo che vanno veloci, quindi diciamo che questo qui di 6,5 ha veramente fatto tanti danni. In effetti due hotel sono crollati nella zona vicino alla spiaggia. Sì, sì, tutto bene, sì, grazie. Diciamo che questo sisma è stato anche avvertito in Italia, quindi in Puglia, Basilicata, in Campania, Abruzzo, però io sinceramente, ragazzi, non ho sentito quasi nulla qua, perlomeno a Salerno, no. Diciamo, 31 sono i morti, 750 sono i feriti, questo è un bilancio provvisorio, quindi diciamo che è un'approssimazione questa qui perché comunque è destinata a salire perché stanno scavando ancora, quindi può darsi, speriamo che ci siano più feriti e non morti, diciamo. Per quello che è successo lì, già 31 morti, ciao Carolina, diciamo che lo so che è peccato dire perché sono morte delle persone, però da come stavano le immagini mi aspettavo molto molto di più, quindi fortunatamente sono meno di quello che si pensavano, perché con tutti quei palazzi che abbiamo visto crollati, no, 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 non ho mal di gola, no. Quindi diciamo che la gente ieri sera ha dormito fuori casa, nelle tende, in macchina, comunque come avevo detto io, molti hanno dormito fuori, quindi stanno dormendo ancora fuori, però domani non credo perché domani sarà maltempo ragazzi, quindi stasera ancora possono stare fuori, ma domani che sarà maltempo ma Diego, stasera leggero, minestrone. Diciamo stiamo un po' a dieta, ci scassiamo solo la domenica. Quindi diciamo che sta salendo ancora il numero delle vittime, ragazzi, dei feriti. Quindi io sto guardando le immagini, fanno paura, macchine sotto le macerie, palazzi crollati. Quindi già sentire 31 morti e vedere tutte queste immagini è spaventoso. Diciamo, sono stati fortunati, diciamo, e da parere, vabbè. Sì, ma guarda, poi io l'avevo detto pure il fatto dello tsunami, in effetti pure io l'ho detto,
Però giustamente ho detto non voglio fare allarmismi senza nulla, però ci sta questo pericolo. In effetti sto guardando le foto, ragazzi, e sta tutto distrutto davvero. No, la verità non l'ho ancora comprati, diciamo, i biscotti questi qua nuovi che sono usciti, no. No, no, no. Quindi le foto, ragazzi, fanno vedere proprio tutti macerie e macerie. Sto a 50 foto e ogni foto che giro proprio tutti crollato, proprio un macello proprio. Quindi già è fortunata. Ah, tu che mi mangi il minestrone. Ho detto sì, sì, tu cosa ti mangi, avvocato? Sicuramente qualche bomba tipo Francesco, qualche dessert. Sicuramente. Spezzatino. Vabbè, non è proprio pesante pesante comunque. Spezzatino, vabbè, ma come? Con patate, con piselli. Dobbiamo vedere cosa ci sta vicino. No, io stasera minestrone. Oggi ho mangiato polpette e zucca arrostita, quindi diciamo sto un po' a dieta. Quindi devo perdere magari una decina di chili prima di Natale, così poi a Natale li rimetto un'altra volta e sto pace, capì? Quindi perdo questi qua. Ah, leggero comunque. No, ragazzi, io per Natale devo perdere 10 kg. Poi dal 23 al 6 gennaio li rimetto un'altra volta, capì? Quindi mi serve solo per... se no poi aumenta altri 10 kg, capì? Allora è meglio perdere adesso 10 kg per rimetterli dopo, capì? Allora mi sto preparando atleticamente per Natale, quindi già quasi parte l'Immacolata, quindi giorno 8 già Immacolata e già quasi mangia. Quindi già 8 si fa uno strappo alla regola. Eh sì, ha voglia che c'ho chili in più, sì, una ventina di chili in più, sì. Dovrei perdere 20 kg, però già 10 mi accontento, la verità. Anche perché non sono magro, quindi non ci diventerò mai magro perché so doppio. Quindi non ho le ossa proprio grandi, non riesco proprio a, diciamo, a diventare magro. No, no, a me non mi importa proprio, figurati, no. Poi a parte che tutte le gambe sono tutte muscolose, le braccia pure, quindi è solo la pancia a finale. Ma poi a finale, ciao Mastello, che si mangia? Minestrone, stamma a dieta. No, no, stasera e domani no, Master Diego, è tranquillo, qualche pioggia così così, ma niente di che. Oggi di fatti qua un po' di annuvolamento, ma poi non ha fatto nulla. La frasella che pumarola. Grazie, grazie, ti ha dato buono tu. Ah, lo so, ma figurati, sai. No, a me non mi interessa proprio, guarda. Questo è poco ma sicuro, può darsi che hai ragione, te. Perché qua partiamo che dal 23 al 6 gennaio a Teletonne, capì? Facciamo proprio la gara, proprio facciamo. Quella non è una festa della, diciamo, della chiesa, no, no, è una festa proprio per, diciamo, per, per la tavola. No, dico la verità, non tifo per nessuna squadra. Il calcio non mi è mai piaciuto, anche se prima andavo a guardare la Salernitana, però non sono mai stato un amante, diciamo, del calcio proprio. Mi piace andare a pescare, andare a caccia, queste cose qua. E poi mi piace a mangiare. No, no, non mi è mai interessato il calcio, no. La caccia e la pesca, la verità, non mi piace il calcio. Da ragazzo ci andava pure, però con papà guarda la partita, però non più di tanto. Sì, tutto a posto, Loredana. Sì, sì, grazie. Incomincia il 24 e finisce lo 6 a Befana. A Befana, lasagna. Quindi chiudiamo proprio la Befana con lasagna.
Poveri bambi, il capretto e l'agnello, dici tu. Sì, ma sai, già lo stanno vendendo da tutte le parti, già Anatra, diciamo, queste cose, fra poco, sai che spasa che fanno? Qua vanno a prendere. Ma a me piace tutto, dico, non ci sta un piatto in particolare che. Ma tutto in effetti, non ce l'ho un piatto particolare perché a me piace tutto, ragù, pesce, vongole, ma tutto, guarda. Pure ho fatto pranzi pure in Romania, in Polonia, ho mangiato quasi di tutto. Diciamo che non gradisco la roba dolce e salata. Riun significa digiuno, cioè che non ha mangiato. Riun, si sta riun, significa se stai digiuno. No, ma pure a me, ad esempio, se mi dai una cosa o deve essere dolce o deve essere salata, cioè non mi piace abbinare tutte e due le cose, capisci? O è dolce, riune significa digiuno. Vedo, riune, vabbè, oggi è già stato riune, uno dice. Cioè, oggi sono stato a digiuno, significa diciamo in italiano. Quindi usiamo sta parola riune, in senso di dire che non hai mangiato. Lo so che per te è una brutta parola, riune. No, in effetti solo il 6 di gennaio, fino a 6, allora, tu calcoli che ci sta l'Immacolata l'8, il 7 in effetti si festeggia. Quindi 7 e 8 già ti scassi, poi ti fermi. Poi da 24, come ha detto, grazie. No, la pizza all'ananas, no, la butto. No, no, non è una parolaccia, no. Poi dal 24 al 6 di gennaio è proprio festa proprio, quindi non si tutti i giorni è scassamento, quindi ti rompi tutti. Scassarsi significa mangiare troppo, capì? Scassarsi è un modo per dire mangiare tanto, quindi romperti. Guarda, dipende poi da. Allora, se vado qua a Salerno, ma Diego, sì, lo so che cosa volevi dire, avvocato, lo so, che è brutto il digiuno, questo l'ho capito. Allora, qua ci stanno rate spigole, Diego, qualche treglia, qualche, diciamo, anguilla, capitone, queste cose qua. Poi se vado al lago, in effetti quando stavo a Torino sopra, trote, cavedani, luccio, diciamo tutti questi pesci di acqua dolce. Infatti in Polonia ho pescato un sacco di lucci, in Friuli, allora no in Friuli, in Norvegia e in Finlandia, un sacco di lucci, ma mi sono divertito proprio a tirarli perché tirano proprio di brutto, trote, carpe, storioni, quando vado diciamo nei laghi o nei fiumi. Poi a Salerno, qua te l'ho detto, rate, spigole, poi ci stanno diciamo un po' di misto, diciamo di. Sì, sì, i Milucci c'hanno quella dentatura, pare un coccodrillo. Grazie, Loredana. Diciamo che il Luccio sembra c'ha il becco tipo un coccodrillo, quindi devi fare attenzione e devi togliere l'amo con destrezza, se no ti fai male. Hola, ¿todo bien? Diciamo che è così. A Salerno questo è quello che corre in effetti, anche perché a Salerno poi è tutto mare. Per andare a Fiume. Ma tutte e due, guarda, mi piacciono indifferentemente. Qui a Salerno ci stanno tutte e due le opzioni, quindi puoi andare sia in montagna che al mare. Al mare ce l'ho di fronte, la montagna posso andare ad Avellino, ad esempio, è vicino, quindi vado ad Avellino e sto in montagna, quindi in linea d'aria sto vicino a tutte e due. Di certo sto vicino al mare proprio. Capisci? Sto di fronte al mare proprio, quindi sto a 2 minuti dal mare. Invece se voglio andare in montagna non è tanto lontano, Avellino è. Quindi una mezz'ora sto in montagna da qui, quindi non è tanto lontano poi. Quindi preferisco tutte e due, non è. Di certo il mare è un'altra cosa, però a volte desidero andare in montagna e quindi ci vado. Quindi diciamo che una mezz'oretta per andare in montagna da qua, anche se ci sono montagne pure, ciao Donato, di fronte a qui, quindi
puoi andare pure in queste montagne qui a cercare porcini, queste cose qua, però per trovare la neve devo andare per forza ad Avellina oppure sul Matese, diciamo per trovare la neve, quello. Io perciò voglio andare in montagna per la neve, non per altro. Se no la montagna ce l'ho proprio di fronte, ci potrei andare volendo. Però vado nel Matese oppure vado Avellino, tutte queste zone dove fa la neve, Potenza, dove la neve la trovi, capisci? Non sta tanto lontano, mezz'oretta, un'oretta ci arrivi da qua, da Salerno, in montagna dove sta la neve, eh. Sì, sì, Avellino di solito Jasmine fa sempre la neve lì. Ciao Giulio, buonasera. In effetti ad Avellino, nelle zone alte di Avellino, Ariano Irpino, Monteforte, tutte queste parti qui fa sempre la neve. Difatti, quando facevamo i mercatini a Salerno ci stava un gruppo di ragazzi di Avellino, a volte non riuscivano ad arrivare in tempo ai mercatini la mattina alle 10 perché trovavano difficoltà con la neve ad arrivare a Salerno. No, no, non è terminata ancora, no, no. Sì, sì, l'ho mangiato, a me piace il sushi, sì, sì. Anche però ti devo dire la verità, tutte quelle cose giapponesi no, non è che mi attirano più di tanto. Mi piace più il salmone affumicato, sti pesci affumicati, cose che ho mangiato in Romania, in Norvegia, in Finlandia, dove lì molti prodotti vengono affumicati. Quindi ho mangiato ad esempio Vengos affumicata in Polonia, che sarebbe, sì, ho capito quale dici, ma sarebbe l'anguilla affumicata con il faggio. Poi ho mangiato, no, no, figurati. Poi ho mangiato, diciamo, molto affumicato in Romania. Lì ho mangiato pure i famosi mic, le famose salsiccette con, a base di aglio comunque. Vabbè, ma io sto su Facebook, quindi potete andare tranquillamente, ragazzi. Non è che io mi nascondo. A parte che il nome è quello lì e cognome uguale. La cucina cinese e Giappone, più giapponese, Diego, no, cinese no, più giapponese. Io c'ho un amico in Giappone che fa il cuoco e vedo, fa molti piatti belli e mi piace più il giapponese, non il cinese. Sto un amico che sta lì a Tokyo, vicino a Tokyo, che fa il cuoco, fa certi pranzi, i piatti che fanno paura. Infatti a volte ho mandato delle foto ad Avvocatella, Avvocatella te lo può dire, questo fa proprio paura, questo ragazzo. Questo è partito da Salerno tantissimi anni fa, si parla di oltre 30, no, 20 anni fa, va, che è la stessa mia età più o meno. Sì, ti ricordi Avvocatella? No, ma non sono tanto, non è che l'ho mangiato, ma non più di tanto. E quel ragazzo comunque è partito per lì e guadagna benissimo, ragazzi, gli hanno offerto 10.000 euro al mese, casa di proprietà e auto, quindi l'hanno trattato quasi da re. Però posso garantirvi, ragazzi, che quello fa paura, è bravo moltissimo, a differenza mia con i dolci, quello fa paura proprio, è un mostro. Io a parte la cucina tutta italiana la so fare tutta a memoria, quindi non ho problemi. Però lui, oltre a saper fare, diciamo, il salato, è bravo come pasticcere proprio, quindi fa delle decorazioni. Sì, sono... Allora, io i dolci non lo so, le zeppole le so fare, la pastiera di grano, ma qui io sto parlando di che questo fa torte proprio, vere e proprie. Quindi questo fa pure torte da sposi, è un mostro proprio, in bravura nei dolci è stato sempre molto bravo, quindi sa farlo. Quindi diciamo che è un cuoco completo, diciamo, questo ti fa dalla A alla Z. Mentre io ho imparato più, diciamo, facendo le fiere, facendo aiuto cuoco e quindi ho imparato solo il salato, quindi solo a cucinare. I dolci no, perché i dolci dove lavoravo, arrivavano già fatti e buoni e quindi non li facevamo noi.
Ma guarda, l'avevo pensato, ma ste, poi io ho iniziato così tanti anni fa con le notizie, poi semmai più in là apro un altro canale, a parte questo, lo vorrei fare più in là, un canale solo per la cucina, diciamo, capì? Posso avere anche due canali, quindi uno per la cucina e uno per le notizie, quindi posso avere due canali. Quindi ci sto pensando, solo che è un po' impegnativo, quindi poi più in là semmai lo farò. No, allora no, perché a parte tutti i piatti, diciamo tutti i piatti del sud Italia, li potrei fare tutti a memoria, pure quelli del nord Italia, non ci sono problemi. Però la cucina a volte è anche inventare, quindi ci sono tante cose che abbiamo fatto. Ad esempio, io a Torino, ad esempio, ho preso una melenzana, ragazzi, le melenzane quelle là grandi e doppie. L'ho fatta tutta no, no, diciamo le ho aperte, no? Ogni 3 centimetri affettavo. Ogni 3 centimetri affettavo. Poi dentro queste, diciamo, tagliate ci mettevo il formaggio e il prosciutto crudo. Formaggio e prosciutto crudo, formaggio e prosciutto crudo e poi lo infornavo. Ti dico che usciva la fine del mondo, quindi questa melenzana ripiena di formaggio e prosciutto, poi scegli tu se vuoi il cotto, il crudo, poi dipende da quello che ci vuoi mettere. Quindi prendi la melenzana, in effetti, la metti nel forno per una mezz'oretta, poi la tagli ogni 3 centimetri, in questa parte dei 3 centimetri ci metti prosciutto cotto, prosciutto crudo e quello che vuoi come formaggio, poi dipende dai tuoi gusti, e poi la torni ad infornare, esce la fine del mondo. No, allora, secondo me la cucina migliore, ma te dico io, allora, la Campania, sicuramente. Poi Reggio Emilia, si mangia bene. Poi Lazio, Toscana, Sicilia, Calabria, Lombardia no ragazzi, ho mangiato in Lombardia e non... No, no, il fiore d'arancio... Allora, in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, non mi sono trovato bene, la verità, avvocate. O forse perché siamo andati in una parte sbagliata, non lo so. Diciamo, in Lombardia ho mangiato e non mi piace, la verità, a Milano. Quindi sono stato, no Milano, ho fatto Milano sotto al Duomo, ma ho fatto anche le province di Milano. In Piemonte ho mangiato bene, però non proprio, diciamo, perfetto come dico io, capì? Reggio Emilia sì. In Abruzzo non ho mangiato, quindi non lo so come si mangia, neanche in Molise. Quindi non lo so, sono stato perché abbiamo mangiato, perché avevamo casa lì e quindi abbiamo cucinato lo stesso noi. No, non ci vuole, no, no. No, Jasmine, perché in questi siamo stati in Abruzzo e cucinavamo noi la sera, capì? Perché avevamo casa. Quindi pure in Molise avevamo la casa e quindi la sera noi compravamo, diciamo, la roba da sotto i banchi, diciamo, portavamo spaghetti, pomodori, perché ce l'avevamo noi e quindi cucinavamo con il nostro stesso materiale. Invece in Lombardia, in Toscana abbiamo mangiato proprio, diciamo, la sera fuori, quindi so che cucinano bene, quindi in Lombardia siamo andati a mangiare fuori 2 o 3 volte, ma non mi piace, la verità. A Udine non mi è piaciuto come ho mangiato, perciò ho detto a Avvocatello no, però può darsi pure che perché avevamo cercato spaghetti con pomodoro, sai, una cosa normale, però come fanno il pomodoro lì non mi è piaciuto, la verità, perlomeno forse andare nei posti e cercare e mangiare, diciamo, tipo napoletano non è buono, devi cercare qualcosa del posto perché noi abituati sempre che vogliamo mangiare roba che conosciamo, quindi cerchiamo sempre di cercare, pure in Finlandia avevo cercato gli spaghetti con pomodori, ci ha messo il ketchup sopra, ho detto mamma mia ti arresterebbero a te a Salerno, ho detto a Napoli. Avevamo cercato 4 piatti di spaghetti con pomodoro, sono arrivati,
ho assaggiato la salsa, ho detto scusatemi, ma questo ho detto questo è ketchup. E te che c'è? Ma quello da così è, ma il pomodoro dove sta? Ho detto. Spaghetti col pomodoro, no col ketchup. Comunque 3 ore per farmi capire, perché questo non capiva l'inglese, siamo stati 3 ore. L'ho scritto sul traduttore sul cellulare, ho detto gli spaghetti con il ketchup te li mangi tu, noi vogliamo la salsa di pomodoro. Alla fine abbiamo tornato i piatti indietro e abbiamo fatto patatine fritte e come si chiama? Il McDonald's, tipo il panino con l'hamburger, queste cose qui, quindi proprio uno schifo totale, anche perché sinceramente a me i panini del McDonald's, sì, sì, non mi piacciono proprio, quindi non sono proprio un amante di questa cosa qui. Abbiamo cercato 4 spaghetti e pomodoro. Stava scritto spaghetti tomato Italy. Ho detto vabbè, allora ragazzi, questi spaghetti tomati Italy, spaghetti italiani con pomodori italiani, giustamente, spaghetti Italy tomate e ci ho detto per forza è questo. E invece no, ci siamo ritrovati con spaghetti con ketchup. Con ketchup come vi chiamavo. Sì, sì, sì. Una cosa pazzesca. Uno schifo totale proprio. Poi la pasta era pure molla, proprio l'aveva fatta bollire chissà quanto tempo, proprio lasciamo stare, va. In Toscana invece ho mangiato bene, in Lazio l'Abbacchio ho mangiato bene, comunque poi dipende, in Sicilia ho mangiato benissimo, sia sui dolci che sul salato, in Calabria ho mangiato bene a livello di, diciamo, nduja, queste cose qua. A Bari, diciamo, ho mangiato a base di pesce, ho mangiato bene, in Puglia ho mangiato anche le bombette pugliesi, quindi ottime ragazzi, davvero. In Abruzzo, ah, eccolo qua che cosa ho mangiato in Abruzzo, ma mi scordavo. Gli arrosticini, ottimi ragazzi, solo quello però ho mangiato in Abruzzo. Gli arrosticini abruzzesi e la porchetta abruzzese. Sì, sì, no, vabbè, io ho detto ketchup, però che si scrive ketchup. No, avvocato, io sono andato a Udine e ho cercato questi spaghetti e mi ha fatto proprio una chiavica proprio totale. In Lombardia la stessa cosa, non ti pensare. In Lombardia abbiamo avuto anche problemi. Poi un'altra parte che ho mangiato bene è stata a Trento. A Trento stavano con dei ragazzi diciamo, del Trentino Alto Adige che hanno fatto la polenta con il goulash. Era buonissimo, la verità. Mm, È una cosa che mi è piaciuta quella là, polenta col goulash. Ma alla fine del mondo, ragazzi, la verità. Io poi quando una cosa è buona, non mi interessa, può essere pure... in effetti il goulash sarebbe ungherese, però la fanno pure lì. Però era ottima, mi è piaciuta molto. Quindi diciamo che perlomeno a volte abbiamo mangiato a casa, a volte abbiamo mangiato fuori, quindi poi dipende da come è andata la storia. Quindi in Romania pure abbiamo mangiato bene, quindi si mangia bene anche la roba, mangiano molto carne lì e verdure. In Russia invece no, molte zuppe. Quindi diciamo che è un po' pesante in Russia, sempre zuppe, zuppe, zuppe. O perché li fa sempre freddo, allora buonanotte. Però è così ragazzi, quindi diciamo poi i paesi che, ad esempio in Spagna la paella ragazzi, se vai là ti mangi la paella, no? E la paella come la fanno lì non la facciamo qui, quindi poi dipende da dove vai. Però se vai, sì, se vai così cerchi, che ne so, a Milano e dici mi fai gli spaghetti col pomodoro, di certo non puoi aspettarti che ti fanno gli spaghetti, cioè ti devi arrangiare. Perciò abbiamo sbagliato in Finlandia e Norvegia a cercare piatti semmai che erano di qua. Sì, se vai fuori devi mangiare roba locale, da come ho capito io, diciamo, in tutti questi anni. Quindi mai cercare un piatto della tua terra. In effetti, se vai a Milano, come ho capito io la situazione, è meglio che cerchi, diciamo, un piatto che va più forte là, ad esempio, che ne so, risotto alla milanese, devi cercare quello, perché te lo faranno bene.
Non puoi andare a Milano e dire mi fai spaghetti col pomodorino fresco come li fanno qua. Sarebbe impossibile trovare. Poi devi avere la fortuna di trovare il ristoratore pure buono, diciamo, quindi non è facile perché poi non è che noi ci mettevamo a scegliere noi, il primo che incontravamo entravamo, anche perché tempo non ce ne stava, ragazzi, quindi non è che potevamo girare e dire no, qua no, qua no, qua no, il primo ristorante che trovavamo entravamo e mangiavamo. Perché poi a casa la doccia e dormire la mattina di nuovo, diciamo, in giro. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo per un altro video e vediamo di trovare qualche notizia un po' sfiziosa, un po' paurosa, come ho promesso ad Avvocatella, solo che non sto trovando là e quindi sto vedendo se la trovo. Quindi sono sempre le solite cose, no? Voglio qualcosa di nuovo, quindi sto girando per il web. Ci sentiamo dopo, dai, ciao a tutti ragazzi.